Buonasera e benvenuti dal centro sportivo Roberto Sorrentino, partita valevole per l'ultima giornata del girone d'andata di questo campionato di eccellenza. Girone A, partita che vede l'Accademia Trapani, i padroni di casa, sfidare il San Giorgio Piana. Avanza Maltese, va sul fondo il numero 9, mette dentro a cercare Torres, invece col destro al volo! Si è coordinato Pace! Un gol spettacolare di Pace, perfetta la coordinazione del numero 4 a battere Mistretta che non può nulla. Lungo il portiere del San Giorgio, salta De Castro, il pallone passa, Graziano, area di rigore, Graziano controlla destro dentro, si gira col destro, la paratissima da parte di Mistretta, poi rimane lì il pallone, carica Pace. Fa il 4, conta i passi, Pace a girare, è passata la palla in mezzo alla barriera, non è riuscito a mettere dentro da quella posizione. Adesso il pallone passa, si inserisce Duli che chiude in qualche modo, il pallone arriva a Secan, rimane lì sul dischetto. Pace dei padroni di casa, qua lungo Lamin, col petto bene Graziano nel cerchio di centrocampo, toccato duro da parte di Daguanno che commette una sciocchezza. Doppio giallo per il giocatore in maglia 4 espulso. Può ricominciare 11 contro 10. Adesso partita in super in salita per l'Accademia che stava per prendere subito il gol del 2-0 con la capocciata di Torres appena entrato, che forse ha preso una botta. Gambicchia a recuperare il limite dell'area verso Oddo, ancora Gambicchia, destro! Miracolo da parte di Lamin. Barraco il primo tempo un po' sottotono da parte del numero 3, qui però passa Torres, gran giocata Torres, area di rigore, palla sul mancino, la sposa di nuovo sul destro per cercare il tiro a giro, sempre lungo verso Secan, con il petto bene Scali, si a cercare il lancio lungo verso Maltese, posizione regolare del numero 9 contro Mistretta, due volte Mistretta, non è entrato il pallone. Ha sbagliato il forse mezzo match point nel primo tempo. Torres fa correre bene Pace, finta su Mistretta, Pace! Che chiusura sulla linea di Barraco. 4-3-2 invece i padroni di casa, con Pace qui ha tentato la conclusione con le destro. Punizione già battuta da Bonamaison. Iannazzo, Barraco mette dentro col sinistro, salta Secan, pallone che sfiora la traversa della 4 passi per Torres, carica il numero 10, non c'era il coccodrillo per Mistretta, battuto corto verso Bargione, ma sul fondo il numero 11 mette dentro, se ne è infilato bene Tricoli, aveva preso il tempo, doppia deviazione, spazza via la difesa del San Giorgio, riparte il contropiede lungo Maltese, si è inserito bene Alaimo col pallonetto, è tutto buono, è regolare il gol del numero 15 che non trema davanti a Mistretta. 2-0 San Giorgio Piana che chiude definitivamente il match e si porta a casa 3 punti importantissimi. Alaimo mette l'ipoteca e arriva adesso il triplice fischio con il San Giorgio Piana che sale a 24 punti in classifica, aspettando il risultato del Marsala e dello Sciacca davanti a sé. 3 punti in banca sul campo dell'Accademia Trapani.